Giada, ci ha colpito tantissimo questo strano duathlon che fai, bob e disco. Ce lo spieghi come ti è venuto in mente e soprattutto da sportiva che tipo di importanza può avere un evento come il Giro del Friuli Venezia Giulia internazionale, il ciclismo Under 23? Beh, certamente come ho già detto il Giro internazionale Under 23 è importantissimo perché i giovani che oggi erano in sala sono il nostro futuro. I ragazzi Under 23 che hanno fatto il Giro gli anni scorsi adesso hanno grandissimi risultati e come me hanno la possibilità di fare sport a livello agonistico, professionistico soprattutto. E chiaramente io che sono una sportiva in toto e faccio infatti 2 sport a livello internazionale, penso che lo sport sia la base per tutti i ragazzi per poter crearsi una vita anche fuori, grazie alla determinazione, all'impegno e all'essere friulani che loro hanno, quindi anche l'idea friulana del lottare senza mai arrendersi e senza mai perdere il contatto anche con la vita è importantissima. Per quanto riguarda me stessa, io ho scelto di fare atletica fin da piccolina. L'ho proseguita per tanti anni, ormai sono 15 anni che faccio atletica e adesso da un anno ho iniziato col bob e penso che sia uno sport davvero adrenalinico e pieno di emozioni che ho ricevuto comunque anche nell'atletica, ma sicuramente diverse. E un po' mi sento vicina al ciclismo in questo perché la velocità, la discesa, il correre fa parte sicuramente di questo sport e lo sento molto mio, molto legato a me come persona, come agonista e come ricercatrice di adrenalina.